Amiche e amici sportivi di Telerena, benvenuti allo stadio Pancera di Castelnuovo. Attesissima la sfida, nutritissime già le tribune, perché quando tutto ormai sembrava scritto, quando il Legnago sembrava ormai avviato alla conquista del campionato di eccellenza Girone A, ecco che il Fato si è divertito ancora una volta a mescolare le carte. Ennesimo colpo di scena, il Legnago rischia di perdere a tavolino la partita della scorsa settimana, vinta fra l'altro con punteggio tennistico, a causa di un cambio cambio sbagliato. È stato infatti inserito un giocatore di qualche anno più giovane rispetto a quanto consentito dal regolamento. Ecco che quindi il Fato ha scritto un colpo di scena che potrà essere decisivo per le sorti del campionato. Questa è Castelnuovo Legnago, il Castelnuovo pronto ad approfittarne di questo svarione in qualche modo organizzativo da parte del Legnago, che ha dato la possibilità appunto di pareggiare il conto in classifica. Castelnuovo ha tardato in base alla nuova classifica, ma il giudice sportivo deve ancora pronunciarsi, ha tardato solo di 3 lunghezze, quindi vincendo oggi si potrebbe davvero riaprire. Veniamo velocemente alle formazioni, mentre la partita è iniziata già da 38 secondi. Le formazioni: il Castelnuovo 1 Marini, 2 Gatti, 3 Meneghelli, 4 Maccacchero, 5 Chieregato, 6 Lonzar, 7 Peretti, 8 De Battisti, 9 Castioni, 10 Caputi, 11 Zerbato. Questo l'11 titolare agli ordini di mister Purgato. Castelnuovo invece, il Legnago invece si presenta in campo con numero 1 Ongarato, 2 Zampieri, 3 Brighenti, 4 Buonocunto, 5 Friggi, 6 Lodi Rizzini, 7 Aca, 8 Falsini, 9 Trinchieri, 10 Pauletto, 11 Gasparato. Questo l'11 titolare. Può ripartire l'azione, c'è Pauletto che ha provato a mettere in moto Aca, anticipato da Lonzar. Friggi adesso riconquista palla, avrebbe spazio per il suo sinistro della bandierina, corner dalla destra rispetto alla porta, parte il mezzo, grossissima occasione, è stato Purgato, una delle formazioni più spettacolari sinora che abbiamo avuto modo di vedere in questo campionato d'eccellenza. Buono adesso la spizzata di Caputi per Peretti che si libera in area, Peretti può concludere il tiro, viene ribattuto da Ongarato a terra. Castelnuovo parte la battuta con il destro, prova a staccare in area, occasionissima per il Castelnuovo. Non abbiamo visto che per la ripartenza c'è H sulla destra, si propone in mezzo Gasparato, H fa tutto da solo, viene contrastato in modo molto buono da parte di Meneghelli, vorrebbe anche il fallo il giocatore del Castelnuovo, non è così per l'arbitro. Ribattuta bassa di Zampieri, c'è Falsini adesso in area, tocca in mezzo per Pauletto e c'è il gol da parte di Pauletto su servizio di Falsini, e quindi al 27° minuto di gioco il Legnago passa in vantaggio. Gol importantissimo da parte di Pauletto. Lonzar che mette in moto Peretti, buono lo scambio anche con Castioni, si sovrappone Peretti, viene servito nuovamente, parte il cross di Peretti e c'è il gol, pareggio immediato del Castelnuovo con Zerbato al 31° di gioco, risposta immediata, solo 4 minuti sono passati. Nel corso della partita Marchiella, che è entrato al 25° di gioco in sostituzione dell'infortunato Gatti per il Castelnuovo, ancora la battuta dalla bandierina invece per il Legnago, parte ancora il destro e fuori, il colpo di testa di Trinchieri che termina a lato di pochissimo, si dispera Martin. Parte il fischio dell'arbitro, parte anche il cross di De Battisti per Lonzar e c'è il gol del vantaggio del Castelnuovo. Esplode lo stadio Pancera per questa rete che vale il 2-1 del Castelnuovo, battuta dalla tre quarti di De Battisti, splendido di esterno Peretti che ha spazio sulla sinistra, Peretti inesauribile, lo stantuffo, libera poi Caputi, il sinistro è strozzato e para sulla sinistra, è coadiuvato poi da Dragovic e H. Gasparato si libera il tiro, parte il destro, la deviazione di Trinchieri, fuori, occasione quindi per il Legnago. Formazione, ovvero De Battisti e Lonzar, i due giocatori che secondo me sono artefici di questa posizione, uno dei principali artefici. Scusa, Peretti, gol di Peretti, esplode il Pancera di Castelnuovo, in giubilo tutti i tifosi nerocerchiati, splendida l'azione, la spizzata di testa di Castioni ha messo in moto Peretti che si è ancora una volta e in qualche modo riaperto attendendo
e lo sentiremo poi anche dai diretti protagonisti della competizione, l'intervento del giudice sportivo. Altro cross adesso in mezzo all'area del Castelnuovo, va Trinchieri alla ricerca del pallone, vediamo se ottiene il calcio d'angolo, ma c'è il triplice fischio con 5 secondi di anticipo rispetto al recupero. Assegnato il Castelnuovo, trionfa per 3-1 sul Legnago. Splendida davvero la partita qui allo stadio Pancera. Inizialmente era andato in vantaggio il Legnago al 27esimo del primo tempo con gol di Pauletto su assist di Falsini, e poi il Castelnuovo ha pareggiato 4 minuti dopo grazie a Zervato, ben servito da Peretti con un cross dalla sinistra. Primo tempo finito sull'1-1, poi nella ripresa ha trovato al 14esimo minuto la deviazione vincente Lonzar di testa, servito da un calcio di punizione sulla tre quarti di De Battisti, e da lì si è spenta, lo dicevamo anche in cronaca diretta, la luce sui giocatori del Legnago. Sancito poi il 3-1 da uno splendido pallonetto che ha beffato in uscita Ongarato, pallonetto di Peretti al 23esimo della ripresa. I giocatori del Castelnuovo vanno a festeggiare sotto la tribuna occupata dai propri sostenitori. Può partire il giubilo, può partire la festa per i nerocerchiati. È tutto dallo stadio di Castelnuovo, ci vediamo più tardi per le interviste di rito. Lo ripetiamo ancora una volta, il punteggio finale: Castelnuovo batte Legnago 3-1.